Buongiorno a tutti, ben trovati all'appuntamento con l'informazione delle 15. Come sempre a quest'ora c'è un ospite con noi, ve lo presento subito, si tratta di Enzo Dainesi, il responsabile orientamento per l'ENAIP del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora vogliamo raccontare ai nostri telespettatori per iniziare che cos'è l'ENAIP e poi naturalmente torneremo a parlare di quello che fa esattamente. Sì, l'ENAIP è un ente di formazione professionale che realizza ormai da più di 50 anni nel territorio del Veneto percorsi di formazione professionale prevalentemente, quindi è una scuola che prepara per il mondo del lavoro, prepara i giovani e prepara gli adulti occupati o in cerca di nuova occupazione. E in questo momento ce ne sono? E in questo diversi. momento ce ne sono e stiamo cercando di aiutare soprattutto le persone che nella fase diciamo di riduzione dell'orario di lavoro o di cassa integrazione si deve riqualificare e reinserire nel mondo del lavoro. Questo lo fa ENAIP Veneto come molti altri enti di formazione. Noi abbiamo un'esperienza importante e consolidata nel territorio regionale con i nostri 21 centri presenti in tutto il territorio veneto. Oltre a questo ENAIP si occupa anche di orientamento e servizi per il lavoro e per l'inserimento lavorativo. Perfetto, allora ne parleremo tra pochissimo, le chiedo di restare con noi, intanto noi continuiamo con le notizie dal territorio e partiamo dalla cronaca perché sono 46 le persone arrestate, 33 le denunciate a piede libero e 132 quelle segnalate all'autorità. Questi dati sono stati emessi e sono il risultato dell'azione di controllo delle forze dell'ordine nell'ambito del festival reggae Rototom Sunsplash che si è svolto la scorsa settimana al parco del Rivellino di Osoppo vicino a Udine. Le operazioni di polizia hanno portato anche al sequestro di 3 kg di hashish, 12 grammi di eroina e 71 pastiglie di ecstasy. Questi dati sono stati resi noti oggi in mattinata. Sono invece state arrestate per rapina impropria 2 donne dell'est europeo che secondo l'accusa avevano sottratto alcune banconote ad un disabile veneziano che si era fermato a parlare con loro in una strada di Marghera. L'uomo ha raccontato agli agenti di essersi fermato a bordo strada per chiedere un'informazione ad alcune donne, probabilmente prostitute che lavorano nella zona. Una di loro però è entrata nell'abitacolo e contro la sua volontà ha iniziato a mettergli le mani addosso. L'uomo, che risulta avere problemi di deambulazione, afferma di aver rifiutato l'approccio. La donna gli ha comunque sfilato 3 banconote da 10 euro dal portafoglio, ne è seguita una lite accesa alla quale ha preso parte anche una collega della prima ragazza, mentre il disabile allertava la polizia. Dopo l'identificazione le due sono state trovate in possesso delle banconote e arrestate. E sono stati completamente distrutti dal fuoco 2 banchetti di souvenir e il piccolo bar del Tronchetto, l'isola parcheggio di Venezia. Le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali, forse per un malfunzionamento del circuito elettrico, e hanno letteralmente divorato le piccole strutture prefabbricate che vendevano maschere, vetri di Murano e magliette tipiche. Distrutto anche il piccolo bar, attrezzato per vendita di panini e spuntini veloci. Sul posto diverse pattuglie dei vigili del fuoco di Venezia e di Mestre, i carabinieri e la polizia municipale. 20 tifosi sono stati denunciati per gli episodi di violenza del 9 aprile scorso, avvenuti in occasione dell'incontro di basket Umana Reyer Venezia Basket Rimini Crabs, destinatari dei divieti di accesso alle competizioni sportive estesi a tutte le manifestazioni con durata tra i 2 e i 5 anni. Sono 17 tifosi riminesi e 3 veneziani, di cui una ragazza, tutti di età compresa fra i 19 e i 29 anni. La Digos di Venezia li ha denunciati per rissa, lesioni personali, resistenza pubblico ufficiale e altri reati specifici. Ancora lavoro, altro che rallentamento, la cassa integrazione in Veneto sta salendo a ritmi vertiginosi e passata l'estate c'è il rischio concreto di entrare in una situazione esplosiva sul piano sociale. A dirlo è il segretario generale della CGIL del Veneto, Emilio Viafora, che invita governo e regione ad aumentare le risorse per gli ammortizzatori in deroga, ma anche a rendere più fluidi i percorsi che una decretazione a spot ha reso contorti, complicando la situazione e la vita di migliaia, ha detto il segretario, di lavoratori.
E siamo alla pagina dello spettacolo. I Serious Man dei fratelli Coen, The Informant di Steven Soderbergh con Matt Damon, la commedia di Todd Solondz e During Wartime e il remake americano di Stanno tutti bene con Robert De Niro nel ruolo che fu di Marcello Mastroianni sono alcuni dei titoli americani a cui, secondo le indiscrezioni di Screen International, starebbe puntando il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Marco Miller. E adesso parliamo e torniamo appunto a parlare di lavoro, ma soprattutto di formazione, di orientamento professionale. Lo facciamo con l'ospite che è qui con noi oggi, Enzo Dainese, lo ricordo appunto responsabile dell'orientamento professionale per l'ENAIP Veneto. Allora, dicevamo che l'ENAIP è un organismo, una struttura privata che si occupa appunto di formazione e di orientamento. Sì, l'ENAIP è un ente di formazione professionale privato appunto, non a scopo di lucro, e che fondamentalmente nella sua mission ha quella di preparare le persone per il mondo del lavoro, prepararle, dicevo prima, lo facciamo da 50 anni, quindi le nostre strutture, i nostri laboratori, il personale ENAIP che lavora appunto nelle varie attività, nei vari centri, ha un obiettivo principale, che è quello di fornire le competenze e di dare le possibilità alle persone di sviluppare competenze utili per un inserimento lavorativo adeguato alle proprie capacità e alle richieste anche che il mercato del lavoro sta facendo. Questo non è il periodo migliore per parlare di inserimento lavorativo, però sicuramente è il periodo migliore per investire sulla formazione e sull'aggiornamento, sulla preparazione rispetto a quello che il mercato del lavoro tornerà a richiedere, perché è sicuramente tra qualche mese, speriamo non qualche anno, ecco, si riattiverà e ci saranno delle nuove, ritornerà l'economia a richiedere persone competenti e in grado di sviluppare tecnologie e di produrre materiali e servizi, quindi sarà fondamentale che le persone siano pronte. Per questo gli enti di formazione come ENAIP e non solo hanno questo obiettivo, questa finalità. Facciamo qualche esempio concreto magari dei corsi che voi attivate? Ma allora, ecco, una cosa importante, partiamo dai corsi rivolti ai giovani. Noi facciamo corsi di formazione professionale per i giovani dai 14 ai 18 anni, quindi un ragazzo dopo la licenza media, che i ragazzi che hanno appena terminato la scuola media, molti si sono già iscritti, hanno la possibilità di scegliere percorsi di formazione professionale. I percorsi variano molto, spaziano dal settore, diciamo, industriale, quindi il settore meccanico e quindi tutto il settore legato alla produzione industriale, al settore diciamo secondario, quindi l'aspetto legato all'impiantista elettrico, e anche questo una figura professionale molto richiesta dal mercato del lavoro, perché sono figure artigianali che hanno un riscontro concreto nel nostro territorio. E che oggi scarseggiano anche forse, esatto, sicuramente è difficile anche trovare un buon elettricista, ecco, sono figure che attraverso i percorsi di formazione professionale si vanno a preparare in maniera anche molto approfondita. E poi tutto il settore dei servizi, quindi del settore terziario avanzato, con diciamo l'addetto al punto vendita, l'addetto alla segreteria e tutta una serie di altre figure nell'ambito anche informatico, con operatori informatici eccetera. Ecco, quindi diciamo che è ancora possibile iscriversi ai corsi di formazione professionale anche in questo periodo, e diciamo che ci si può iscrivere sia lo studente che ha terminato la scuola media, che gli studenti che per varie vicissitudini si trovano a dover rivedere la loro scelta scolastica e quindi a ripensare rispetto alla scuola che hanno frequentato in questi anni, spesso legato anche ad una scelta scolastica e orientativa un po', diciamo, azzardata o comunque non rispondente alle proprie potenzialità, alle proprie aspirazioni, al proprio modo anche di apprendere e di acquisire le conoscenze. Certo, ognuno ha la propria personalità e la propria inclinazione. È importante, ecco, riconoscere che siamo diversi, ognuno ha le sue possibilità. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto, che in questi anni, negli ultimi anni soprattutto, i percorsi di formazione professionale non sono percorsi chiusi e diciamo al termine dei quali non si ha più nessuna prospettiva se non l'inserimento lavorativo. Alcuni giovani stanno scegliendo anche in questi giorni, dopo la qualifica triennale, quindi dopo l'esame di qualifica professionale, stanno scegliendo di andare di proseguire il percorso di studi, proseguiranno
all'interno di un istituto tecnico, di un istituto professionale, e quindi proseguiranno acquisendo nuove conoscenze e ottenendo un diploma che, se probabilmente molti l'hanno anche dichiarato, molti ragazzi se l'avessero iniziato in prima attraverso l'istituto tecnico avrebbero fatto molta più fatica, perché l'esperienza della formazione professionale è stata un'esperienza gratificante e soprattutto in un contesto contenuto. Diciamo i nostri centri di formazione, cioè le classi sono limitate a 18-20 studenti, all'interno della scuola ci sono 6, 8, 10 classi in tutto, quindi è un ambiente che diventa anche da un certo punto di vista familiare per gli studenti, e quindi accogliente, e che garantisce una buona relazione con i propri coetanei, con gli insegnanti e con i responsabili della scuola. Ecco, dottore Dainese, lei si occupa proprio di orientamento professionale, e questo è il periodo delle vacanze, no? Quindi è il momento di scegliere dove andare a trascorrere le proprie vacanze, è sempre insomma una scelta abbastanza impegnativa. Sì. Diciamo Sull'altro piano, però la scelta che deve fare anche un giovane quando decide che scuola, che tipo di formazione avere, no? Certo, direi che calza bene questo esempio e questo confronto. L'orientamento, diciamo, è la scelta che il ragazzo fa e la famiglia rispetto alla scuola superiore. Appunto, ci sono una serie di strumenti di cui poi magari ve ne elencherò alcuni, molto utili per scegliere e per informarsi più che per scegliere rispetto alle opportunità. La cosa importante, appunto, l'orientamento è la scelta la si può fare da soli o si può essere aiutati da qualcuno. Ecco, i servizi di orientamento ENEIP hanno l'obiettivo di dare un supporto, un aiuto sia informativo che consulenziale per capire come scegliere la scuola giusta. Da ormai 8 anni la Regione Veneto finanzia nel territorio regionale progetti di orientamento di rete tra scuole del territorio. Per fare un esempio molto semplice, nel territorio provinciale di Padova ci sono 8 progetti di orientamento che nel periodo da settembre a luglio del prossimo anno saranno molto attivi e daranno molte opportunità alle famiglie e ai ragazzi per capire quali sono le opportunità, quali sono anche le novità, perché dal periodo estivo, da agosto a settembre, ci saranno molte novità anche nel sistema scolastico italiano, già anticipate da alcuni decreti legge, da alcune pianificazioni degli anni scorsi, quindi dell'anno scorso, e quindi sicuramente sarà importante che si stia le famiglie attenti anche rispetto alle opportunità che il territorio offre. Dicevo, ci sono 8 progetti, ci sono 120 scuole in rete tra loro e ci sono appunto c'è un coordinamento provinciale proprio finalizzato quelli che stiamo vedendo. Ecco, stiamo vedendo una serie di siti internet che secondo me sono un punto di partenza anche per valorizzare questo periodo estivo, iniziare a informarsi, a capire quali sono le opportunità scolastiche che attualmente esistono, e alcuni siti appunto che stiamo vedendo, tra cui appunto il borsino delle professioni, piuttosto che Liberi di scegliere o la prima scelta, sono siti dove troviamo proprio le scuole superiori o le professioni che vorremmo fare. Lei prima faceva riferimento rispetto alla scelta, diciamo, della vacanza. Diciamo, ad oggi non sono così facilmente paragonabili, però non tutti potrebbero fare la stessa vacanza per disponibilità, per interessi, per motivazione, quindi pensare che ci sia una vacanza, un territorio, un contesto diciamo, dove si vuole trascorrere la vacanza migliore rispetto a un altro non sarebbe corretto. Ecco, la stessa cosa è opportuno pensarla della scuola. Non c'è una scuola migliore di un'altra, una tipologia di scuola migliore di un'altra. È importante conoscerla, così come facciamo per la vacanza, approfondirla, entrare diciamo, in relazione con chi ci sta offrendo questa opportunità e poi scegliere sulla base delle risorse personali del ragazzo. Come dicevo prima, poi la possibilità di rivedere, approfondire la scelta c'è nell'arco del tempo, quindi non necessariamente quella diventa la scelta definitiva. Di tutta la vita, esatto. Vi ricordo, ecco, però ci tengo a sottolineare che su questo la Regione sta investendo molte risorse a livello regionale in tutto il territorio, finanziando appunto progetti e fornendo risorse anche alle scuole per garantire alle famiglie un'informazione,
e ai ragazzi la possibilità di conoscere, perché conoscendo si può poi scegliere in maniera adeguata. Certo, questo è il periodo giusto, diciamo. Questo è il periodo giusto per iniziare, diciamo che poi l'orientamento inizia, si può già pensare dalla scelta della scuola primaria, è già vero. una prima fase di scelta. Ecco. Però poi si continua. Si concretizza la scelta più importante avviene nel momento della scelta della scuola superiore, della scuola secondaria del secondo grado, che è la scelta, diciamo, che dà già una prima, che si differenzia rispetto ad altre opportunità nello stesso tempo, nello stesso periodo. Certo. Benissimo, allora io ringrazio Enzo Dainese, responsabile orientamento dell'ENEP del Veneto, che è stato con noi. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, ma per questo insomma speriamo che i nostri telespettatori interessati si siano anche presi giù gli indirizzi internet che abbiamo dato in sovrimpressione. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo che la prossima edizione è intorno alle 16:30. Grazie a tutti e buon proseguimento.